Noi sindaci siamo stanchi di essere presi in giro. Guardi, Vicenza tra il 2008 e il 2009 perde in trasferimenti erariali 1.600.000 euro che erano destinati a dare servizi ai cittadini, spesso ai cittadini più deboli. Variati alla bersagliera, il sindaco di Vicenza prende la rincorsa e si lancia all'attacco di Roma. Vuol far breccia sul governo e per questo spara col cannone del federalismo fiscale. Noi da Roma vogliamo non le chiacchiere di un federalismo di cui si parla da anni e anni, vogliamo qualcosa di concreto, vogliamo qualche trasferimento in più, vogliamo che qualche soldo pagato dai nostri cittadini in tasse rimanga nei comuni per le risposte che il sindaco deve dare ai cittadini. Achille Variati queste parole le ha spese tante volte, ma oggi è tempo di fatti. Basta con le candide lamentele e gli appelli a perdifiato. Adesso il sindaco fa vedere i muscoli e minaccia la ribellione. Noi ci ragioneremo tra sindaci, però potremmo anche decidere di non obbedire più al patto di stabilità che lo Stato ci sta imponendo. La sfida è lanciata. La ribellione dei sindaci è il sintomo di una crisi politica, ma anche economica. È una crisi politica, ma è soprattutto una crisi economica. E i cittadini, quando hanno un problema, quando non riescono a pagare la bolletta, quando hanno difficoltà, dove vanno? Vanno da Berlusconi o vanno dal sindaco? Vanno dal sindaco. Allora noi vogliamo chiarezza, vogliamo segnali concreti. Noi veneti non amiamo le parole, amiamo gli aspetti concreti.